sono presentabile. Hai una faccia di merda che la metà basta. Dai. Quella è la tua. Bentornati in un nuovo Spacchettatega. Oggi probabilmente quello più grosso finora, perché abbiamo il nuovo laser della Xtool P2, un laser a CO2 con una marea di accessori che potete prendere separatamente. Nel video di oggi vediamo solamente la macchina e le prime impressioni, perché sapete che quello che conta per me è la semplicità e quanto ci mettete una volta tirato fuori dalla scatola a metterlo in funzione. 75 kg di laser. Ok, bene, visto che sei reattivo, adesso passami qualcosa per aprire ste robe qua, che non ho più la mia spatolina magica. Ecco, le felpe, ecco. Ovviamente ci tengo a chiarire che questa macchina mi è stata inviata per provarla e dare un punto di vista, non mi pagano e come sempre vi dirò il mio parere onesto su quello che io reputo performante in una macchina, perché questa qui a mio avviso potrebbe essere un'ottima macchina per cominciare ad avviare un business secondario, perché ha tutte le caratteristiche che servono. Morbidino. Ok. Ah, vi invia proprio tutto. Madonna. Ha proprio l'odore delle cose fatte bene. Mamma. Xtool, come avevamo già visto anche in uno scorso video dell'M1, fa dei packaging fatti molto bene e anche dei prodotti. Primo occhietto. Tutta plastica questa, plexiglass, però è fatto molto bene, si può già aprire. Molto bello. Dentro ancora abbiamo manualino, quick start guide, ovviamente del materiale per sample, cartoncino e multistrato, abbiamo il tubo per l'estrazione dei fumi, la clip per bloccarlo, abbiamo il liquido che è un refrigerante, questo si mischia all'acqua demineralizzata per andare a raffreddare il tubo laser che vediamo dopo dietro. Bisogna diluirlo con l'acqua solamente se avete il laser in un ambiente che va sotto gli 0 gradi. Qui ho messo da poco un termometro smart per vedere l'andamento e non andiamo sotto i 17, fa più freddo in casa mia rispetto che in laboratorio. Imbuttino per fare questa operazione, la spina e ovviamente sempre un po' di accessori, cavetti, cacciavitini e robette. Vieni a vedere che robettina. E questo non puoi usare il laser con il coso aperto. Tra l'altro questo ha due telecamere, una qua sopra e una qua sotto, che servono per andare a posizionare meglio il pezzo e l'incisione che devi fare, perché ovviamente come l'M1 ha questo sistema. Ma visto che sei qua, aiutami a tirarlo fuori. Aspetta, fermo. E poi toglierlo. Beh. Parliamo un attimo delle caratteristiche di questa macchina. Ha un'area di lavoro di 680 x 360 mm, quindi molto grande. Una potenza appunto del fascio laser di 55 watt, una velocità massima di incisione, ragazzi, non di taglio, che è di 600 mm al secondo. Ha due fotocamere all'interno per andare a posizionare tutti i pezzi, andare a posizionare le scritte sui pezzi. Ha una fotocamera che vede tutto l'area di lavoro e un'altra che è posizionata proprio sulla testa, che va a vedere il dettaglio. Ha l'autofocus, lo potete utilizzare sia con Creative Space, che è l'applicazione proprio di Xtool, sia con Lightborn, anche se io ho provato, non è performante al 100%, perché ovviamente andate a perdere delle funzioni integrate come la camera, l'autofocus, il rilevamento del piano in 3D che vedremo più avanti. Utilizzandolo con la sua app sicuramente avete il massimo delle performance. Come vi dicevo all'inizio, questo laser è venuto con molti accessori che lo rendono una macchina unica nel suo genere, appunto, come il roller, questo accessorio qua sotto che serve per infilare appunto pezzi più lunghi e fare delle lavorazioni su appunto pannelli o pezzi comunque che non ci starebbero dentro un laser. Qua possiamo tagliare ed espandere l'area di lavoro, veramente un accessorio unico. Poi ce ne sono molto altri sulla sicurezza per andare a ridurre il rischio di incendi, la base per rialzare, l'estrattore di fumo, i pezzi di ricambio. Potete comprare la sorgente luminosa nuova se si esaurisce dopo un po' di tempo, quindi non buttatevi la macchina, veramente molto accessoriato. Commenta con questo emoji e dimmi quale accessorio vuoi vedermi provare nel prossimo episodio.
Come accessori ovviamente c'è anche l'Honeycomb da prendere separatamente e dovrebbe arrivarmi in questi giorni insieme anche al Smoke Purifier, quindi l'estrattore di fumi con filtri EPA, e per questo ho già in mente di fare un bel kart tutto accessoriato, ma lo vedremo magari in un prossimo video. Altra cosa da fare prima è rimuovere le stecchette qua sotto, che ovviamente servono per tenere il pezzo rialzato, e troviamo due pannellini di plexiglass acrylic sheet cast, che vuol dire cast, quindi che non è colato sì, perché l'acrilico colato o estruso cambia molto e non si riesce a incidere bene come il resto. Passiamo ora a mettere in funzione questa macchina. A differenza dei soliti laser a diodo, quelli a CO2 hanno bisogno di essere raffreddati ad acqua. La procedura è veramente semplice e il manuale è super chiaro. Prima di tutto bisogna svitare una decina di viti per avere accesso al nostro tubo laser. A fianco troviamo la vaschetta dove andremo a mettere acqua demineralizzata. Prima andiamo a riempire 3/4 del serbatoio e accendiamo la macchina per riempire il circuito, e dopo facciamo un rabbocchino per completare questa operazione. Richiudiamo il tutto e aggiorniamo il firmware della macchina. Altra cosa che suggerisco di fare è quella di controllare se il fascio laser è centrato con gli specchi. Magari durante il trasporto si è mosso qualcosa, ma per fortuna questo non è il nostro caso. Ora siamo pronti per la nostra prima lavorazione. Partiamo con questa semplice incisione per andare a vedere l'accuratezza del laser e la messa a fuoco automatica. Direi normale e ben fatta. Come dicevo prima, una delle caratteristiche uniche è il fatto di poter incidere superfici curve come questa chitarra. In mancanza di una chitarra facciamo una prova con lo stesso pannello di prima, però inclinato. Una volta partita l'operazione, la macchina va a fare un test su tutta la superficie, esattamente come fanno le stampanti 3D, punto dopo punto, e ci restituisce una mesh del nostro piano. Ora, essendo comunque un pannello tutto piatto ma solamente inclinato, non si capisce molto la forma, ma proviamo comunque a incidere. Nonostante sia rialzato da sotto, con il nastro, come vedete, ha messo in bolla perfetta. Vedo se riesco a farvi qualche altra ripresa. Ora proviamo a realizzare un progettino semplice. Ho la necessità di organizzare tutti i collari e arreventi per le frese della CNC, quindi ho disegnato una scatola molto semplice da fare in multistrato da 6 mm. Questo è il primo prototipo. Questa è la prima versione fallita totalmente, con la prova di un coperchio. Questo qua porta collari messo, che purtroppo, essendo inclinato, questo non tocca, però già questo tocca e balla, e questo balla ancora di più. Mi piaceva farlo così, però fallimento totale. Alla fine ho optato per fare una forma leggermente diversa da quella iniziale. È tutto fatto in acrilico, come si può vedere, e abbiamo 3 livelli qua. Il nero, che è un taglio normale, quindi andiamo a vedere per incisione il taglio, potenza 100, velocità 20. Abbiamo il rosso, che è l'incisione, potenza 10, velocità 160, e anche il verde, stesso tipo di incisione. Preparato questo, disposto sul nostro bel pannellino di plexi, andiamo a fare procedi. Eccolo qua, anteprima, avvia, tutto è pronto, andiamo. Qui mi accorgo che le incisioni su questo pezzo non sono venute bene, non so perché, e quindi decido di farlo, e a questo punto stampo anche un coperchio. Porca, questo non me l'ha tagliato. Ora, i numeri sono venuti dannatamente bene. L'unica appunto è questa qua che non me l'ha tagliata, però vediamo con il posizionamento della fotocamera se riusciamo a centrarlo in modo perfetto. Visto che ha questa feature, lo buttiamo qua e chiudiamo. Ok, allora il numero 3 non me l'aveva messo. Aggiorniamo.
ci fa vedere esattamente quella, poi fa acquisisci ravvicinata e andiamo a dirgli questa, adesso si sta spostando la testina, va lì, fa una foto e abbiamo esattamente la posizione precisa. Qua dobbiamo prendere questo e andiamo a fare taglio qua all'incirca, così è perfetto. Taglia, potenza 100, velocità 18 per andare, processo, abbiamo un cerchio, vediamo come viene. Speriamo che lo faccia giusto. Sembra averlo centrato perfettamente, leggermente un po' più spostato perché non l'ho messo perfetto, però cavoli, che spettacolo. Qua sto provando a riempire le incisioni che ho fatto sia del cerchio che dei numeri di nero per poi andarlo a togliere. Spoiler, non è venuto, ho provato sia con l'acrilico che con altri colori, ma non ho trovato ancora il metodo giusto. Se sai qualche info in più e hai un consiglio, lascia un commento qua sotto. Ed ecco qua la scatoletta finita, sono molto soddisfatto del risultato, mi piace lavorare con l'acrilico e non sarà di certo l'ultimo progetto che realizzerò, ma vediamo alle conclusioni finali di questo laser. Prima considerazione da fare su questo laser, che ormai sono circa 6 mesi che ho e che sto testando accuratamente, vi posso garantire sicuramente che è un'ottima macchina, principalmente per il fatto che, come vi dicevo a inizio video, secondo me questa qui è un'ottima macchina da valutare se volete avviare un altro business o avere delle entrate secondarie, perché con questo veramente potete creare tantissime cose e con tutte le feature a parte che ha, come il roller, come le telecamere, come altro, anche laser più professionali non hanno queste caratteristiche, appunto come l'altro mio CO2 non ha una fotocamera, non ha la possibilità di mettere un roller. Ci sono due macchine a mio avviso diverse che puntano ad un pubblico differente, ok? Il prezzo siamo all'incirca la metà rispetto a quell'altro professionale che ho, se volete comprarlo, quindi un ottimo punto di partenza. Ma prima di parlarvi di altro vi faccio vedere la Protoru, come è stata allestita e dove è stato messo il laser, perché anche qua è tutto in fase di sviluppo. Il laser per il momento l'ho posizionato qua sotto, aspettando di fare ovviamente un carrello, come vi dicevo, dove posizionarlo. Vi posso dire tutti i pro e tutti i contro. Primo, io non ho rimosso minimamente la pellicola che c'è qua sopra per paura di graffiarlo, infatti l'avrei graffiato tantissimo. L'ho già macchiato, ho già avuto dei problemi, però effettivamente, essendo un laser tutto incluso, nel senso all'interno ha il chiller e non è una macchina esterna che vi dovete comprare, ha all'interno la pompetta per l'air assist, che è già un'altra roba che non vi dovete comprare, ha le due telecamere, una e due, ha un piano bello ampio, ha il vassoio di raccolta dei pezzi, ha la possibilità di essere alzato, ha l'aggancio qua sotto per il quarto asse, e con tutte queste feature qua ci sono veramente pochi punti negativi che vi posso dare. Primo punto negativo che vi voglio dare: questa macchina ve la vendono dicendo che funziona con Lightburn. Ebbene, funziona, non sto dicendo questo, ma non funziona correttamente ed è stato molto faticoso riuscirla a configurare. Non viene visualizzata da Lightburn come un qualsiasi laser con una scheda Ruida. Ho dovuto cercare in una sottocategoria del sito il profilo apposta da installare, e anche lì sì, funziona a volte no, non ho capito, potrebbe essere un mio problema, ma effettivamente Lightburn a mio avviso è il software migliore in assoluto per lavorare con i laser. Ovvio che questo qui, avendo le telecamere interne, avendo il quarto asse, avendo la possibilità del roller, avendo la regolazione dell'altezza automatica, queste cose in Lightburn non ci sono, bisognerebbe creare delle macro per andare a fare dei movimenti apposta. Se volete usarlo come laser solo per taglio o incisione, Lightburn va benissimo. Se volete effettivamente sfruttare al 100% tutte le opzioni che vi dà questo laser, la loro applicazione va benissimo, bisogna solamente imparare un po' dove sono i pulsanti giusti per andare a correggere i settaggi o altro, ma come vi dicevo funziona benissimo. Altra cosa che non mi è piaciuta del
il tutto? Dietro il laser c'è un ingresso per un tubo da 4 mm di aria compressa. Pensavo nella mia testa, bello, hanno messo un tubo così uno ci può attaccare il compressore e avere un getto più preciso, un getto più performante di quella pompetta che fa qualcosa, sì, però se vedete, però comunque dei segnetti li lascia, delle cose le rimangono, non è un soffio potente che come a 4 bar che utilizzo sull'altro laser. Quel forellino serve per mettere il sistema antincendio che butta dentro CO2, mi pare, per andare a soffocare il fuoco. Può essere utile sicuramente, ma tanto i laser quando li usate, raga, dovete stare lì a guardarli. Se state lì a guardarli, il pulsante di emergenza è fine, non c'è bisogno di mettere un sistema di protezione incredibile. Infatti, proprio per questo, prossimamente, magari durante la realizzazione anche del kart, andrò a fare questa modifica per scollegare quel tubicino lì, collegare un'elettrovalvola, vedere di farla funzionare con l'aria compressa esterna, così da avere sia la possibilità di utilizzare il suo compressore interno sia un compressore esterno. Questa cosa qua secondo me è fondamentale. E poi raga, non ci sono molte altre cose negative che ho da dirvi su questo laser. È una macchina sicuramente performante, è una macchina da 55 watt, potete fare gran parte dei lavori, non è come un 100 watt che tagliate, fate qualsiasi cosa veramente. Il 55-60 watt, anche l'80 è un ottimo compromesso per avere un punto focale ottimo e di potenza per tagliare, ma anche fino per andare a incidere. Quindi questo qua era tutto quello che volevo dire. Non vi faccio un video come al solito di LAN Lab perché è un casino, ve lo faccio qua in Proto Room che sta totalmente cambiando aspetto di nuovo. Ve la farò vedere in un video dedicato perché stiamo ritrasformando tutta questa Proto Room. In un mese, 2, ogni tanto bisogna rifare, riorganizzare. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link se volete saperne di più su questa macchina. Fatemi sapere con un commento qual è il prossimo accessorio che andremo ad aprire, perché qua ragazzi ho un bancale pieno di tutti gli accessori per questo laser e lo vedremo in uno dei prossimi video.